La storia di Monica è una storia di speranza, una storia di dolore che però diventa opportunità per raggiungere un sogno. Monica Bregantin, 49 anni, è viva dopo essere guarita da 2 tumori e ora fa l'infermiera all'ospedale di Piove di Sacco. Monica, originaria di Cavarzere, nel 2005 scopre di avere un cancro alla mammella. Lo scopre per caso mentre fa la doccia. Dopo lo sconforto iniziale decide che la malattia è un segnale che il suo corpo le sta lanciando, deve cambiare vita. E così ha fatto. Monica lascia il suo lavoro da operaia in fabbrica e nei mesi durissimi seguiti all'intervento comincia a studiare, frequenta un corso per operatore sociosanitario, la mamma la interroga mentre la accompagna alle radioterapie, si diploma come tecnico dei servizi sociali seguendo la scuola serale. Il cancro, dice Monica, mi ha dato la forza di diventare quello che volevo essere. Ma non finisce qui perché il male si presenta una seconda volta, un carcinoma alla tiroide, ancora un intervento risolutore. Ora Monica lavora a tempo pieno all'ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco in rianimazione, è un'infermiera. Tutti i giorni è a contatto con malattie e dolore, ma lei cerca di portare il suo messaggio di speranza e di rinascita. Il suo unico rimpianto non aver avuto figli, ma si consola con 6 nipoti, le sue medicine preferite, dice Monica, perché l'amore salva. Sono ammaliato e ammutolito di fronte a tanta meravigliosa caparbietà, sottolinea il direttore generale dell'USL 6 Domenico Scibetta. Certe vite vanno conosciute e ammirate. Ora Monica trasferisce il suo coraggio nei pazienti lavorando nei luoghi ospedalieri dove il dolore è più forte. È serena, quest'anno è stata dichiarata guarita dal tumore alla mammella, per quello tiroideo deve ancora sottoporsi a dei controlli. Tutte le mattine quando mi alzo sorrido perché sono viva e non ho più paura, scrive Monica in un libro che racconta la sua storia e il suo sogno di essere infermiera si è realizzato.